Questa è la Cerma e praticamente questi qua sono magazzini di stoccaggio e silos di stoccaggio. Stocchiamo mais e grano. Allora qua è una cooperativa nata 55 anni fa. E erano praticamente tutti piccoli agricoltori che si sono messi insieme, una volta erano 300 persone, poi adesso siamo arrivati a 130-140 persone socie, ma la struttura e la superficie è leggermente aumentata, perché siamo noi a circa 3.300 ettari di terreno che i soci portano il prodotto. Questa è una pesa, praticamente il socio arriva con il carico, le impiegate che sono in ufficio fanno il sondaggio, viene fatta l'analisi e dopo praticamente da qua si va nei magazzini o nei silos. Per abbassare i costi variabili abbiamo anche deciso di comprare e vendere i prodotti di prima necessità, ad esempio il seme per i soci, in quanto noi non ci teniamo nessun utile, abbiamo solo che abbiamo il 10%, il 5% di scontistica, quella la passiamo direttamente all'agricoltore che è venuto qua a usufruire del lavoro. Il primo anno avevamo fatto circa un 70% di persone interessate, adesso siamo al 95-97%, vuol dire che la cosa è gradevole per tutti, insomma. I silo sono 6, da 4.300 quintali l'uno. Siamo in maggio e praticamente c'è il mais conferito nel 2022. Questo qua è il nostro mais. A fine campagna il mais è un cubo, perché abbiamo un pareggiatore, che è quello là. Il pareggiatore praticamente, quando arriva il prodotto, lui pareggia il mais fino davanti alla porta, un cubo, circa 130.000 quintali. Abbiamo fatto un impianto fotovoltaico piccolo proprio per diminuire i costi, quindi sono 30 kW di corrente che noi generalmente andiamo a consumare tutto il giorno. L'innovazione ha un ruolo, secondo me, importantissimo, sia a livello di tecnologie che a livello anche di prodotti che adoperiamo in campagna, quindi un beneficio anche per la sostenibilità della campagna, e queste sono cose molto importanti per me, molto importanti. A Rovigo le attività economiche principali sono la parte dell'agricoltura e la parte della pesca. In questo momento entrambi i settori sono fortemente penalizzati. Confcooperative non è un'associazione di lobby, ma è un'associazione che fa comunità, e quindi politica territoriale e politica di comunità. Questa è la differenza principale con le altre associazioni di categoria. Questo ci dà una grossa responsabilità, perché è la responsabilità di dover entrare all'interno di una comunità e poter leggere i bisogni per poter poi dare delle risposte strutturate per quello che possono essere un obiettivo verso il futuro.